Passeggiando per Cormons troviamo una simpatica amica, ma soprattutto una persona che sta scrivendo dei libri gialli molto interessanti per quanto riguarda il territorio, una terra di misteri tutta particolare, ma soprattutto che ti dà l'ispirazione a realizzare qualcosa di unico. Esattamente sì, io sono milanese, sono arrivata in Friuli Venezia Giulia nel 2006 e ho deciso di scrivere di questa regione poiché non la conoscevo ed ho scoperto una terra straordinaria che mi dà molte suggestioni e mi dà modo di far lavorare la fantasia e la creatività. Insomma, tu arrivi da Milano, dunque però da Milano, la grande città, la grande metropoli, l'ombelico si dice dell'Italia, dell'Interland, insomma di quello che vogliamo, e anche del Milan, non solo dell'Inter, a parte le battute. Comunque arrivi qua a Cormons e questa terra, insomma, con la sua particolarità, con la sua ruralità, dà la possibilità a una persona come te di tirar fuori qualcosa di particolare e raccontare delle storie. Le mie storie non nascono nella mia testa e poi divengono un tutt'uno con il territorio circostante. Io solitamente chiedo a qualche anziano dei vari posti che vado visitando di darmi una mano, di farmi scoprire cose che magari non tutti riescono a conoscere e da lì mi domando, ma il mio personaggio, Manuel Feruglio, cosa potrebbe fare in un posto come questo? Cosa potrebbe accadere? Quale mistero potrebbe spingerlo ad indagare? Quindi diciamo che la mia scrittura è post-suggestione. Poi diciamo, il Tokaj del Collio mixato a quel non so che di austro-ungarico fa sì che il nostro telespettatore sia costretto ad andare in edicola o nelle librerie e leggere i tuoi libri. Esatto, fa sì che non solo la fantasia sia sciolta ma anche la lettura. Come si dice in questi casi, non resta che aprire il libro e immergersi nel mistero. E allora Mambo!